Inciucio politico e di potere, veleni, accuse, critiche, attacchi personali, nuove alleanze e nuovi accordi sotto banco. Non si è fatto mancare proprio nulla il Consiglio Comunale di Agrigento al suo debutto dopo le recenti elezioni amministrative. Il battesimo è stato farcito da tante polemiche, soprattutto per la nomina di Aurelio Trupia del Movimento per le Autonomie a Presidente del Consiglio Comunale e la nuova inaspettata maggioranza virtuale che ha conquistato il rieletto sindaco Marco Zambuto. Il primo cittadino avrebbe stretto un patto politico con l'MPA, Futura e Libertà e Grande Sud. L'accordo prevede la presidenza del Consiglio all'MPA a discapito del Popolo della Libertà e la vicepresidenza al Patto per il Territorio. E così alla fine è stato tra l'ira e l'indignazione dei consiglieri del PDL, di Cantiere Popolare e del PD. Aurelio Trupia è stato votato anche dai 9 consiglieri comunali di Marco Zambuto. L'MPA, Grande Sud e Futura e Libertà hanno ricambiato con la elezione di Luca Spinnato, fedelissimo di Zambuto, a vicepresidente vicario del Consiglio Comunale. Ribaltato di fatto il risultato delle elezioni. Adesso è il sindaco ad avere la maggioranza in aula a Sollano con il sostegno di 21 consiglieri comunali contro i soli 9 di opposizione. Tra i più agguerriti e dispiaciuti per quanto accaduto vi è il consigliere comunale del PDL Andrea Cirino, che non ha nascosto la volontà di diventare presidente del Consiglio. Abbiamo messo un po' di peperoncino in questa prima seduta consiliare perché chiaramente sapevamo di quello che sarebbe successo con la votazione del presidente Trupia, ma la cosa strana qual è? Che il presidente Trupia è stato votato da un cartellone che fino a pochi giorni fa erano contro Zambuto, quindi l'MPA, il FLI, il PD, Grande Sud si sono associati a Zambuto per eleggere diciamo, un uomo dell'MPA, quindi una grande accozzaglia, mentre fino a qualche giorno fa Zambuto predicava bene ma oggi razzola male perché diceva che la casta politica si era messa tutta contro di lui e oggi lui ha cercato questa casta politica per eleggere il presidente e quindi per prendersi le poltrone di vicepresidente e delle commissioni. Immediata la replica del sindaco Marco Zambuto, che smentisce qualsiasi tipo di accordo e alleanze con altri partiti. In Consiglio Comunale liberamente i gruppi consiliari stanno determinando una sintesi e un'intesa. A oggi quello che viene fuori è che nonostante l'apparentamento che era stato fatto in campagna elettorale dal PDL e che aveva fatto sì che in Consiglio Comunale i gruppi che appoggiavano l'amministrazione Zambuto, diciamo, fossero minoranza, qui oggi in Consiglio Comunale il dato che invece emerge è che i gruppi consigliari che appoggiavano il sindaco Zambuto hanno dimostrato di avere una centralità, di concordare per l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio, essere in una posizione importante in questo senso, tutto è solo a favore della città, di altro non ci sono inciuci, non ci sono apparentamenti, non c'è alcun altro fatto se non quello che si è determinato in Consiglio Comunale liberamente tra i consiglieri comunali. Toccherà adesso al Popolo della Libertà, Cantiere Popolare e Partito Democratico il ruolo di opposizione all'interno del Consiglio Comunale di Agrigento. I nostri concittadini chiedono ai consiglieri comunali innanzitutto il coraggio e la determinazione di aprire una via nuova per la nostra città. Sì, la mia maggiore aspirazione è quella che Agrigento possa cambiare, invertire completamente rotta affinché i giovani possano trovare uno spazio nella nostra città per costruire il loro futuro, affinché Agrigento abbia una maggiore giustizia, maggiore civismo e maggiore solidarietà. Per fare tutto ciò è necessario che il Consiglio Comunale lavori mostrando l'intenzione e la volontà di affrontare tutte le problematiche che man mano si verranno a porre con grande senso di responsabilità, cercando di individuare quelli che sono i criteri e i processi che possano portarci ad individuare le soluzioni positive per quelli che sono almeno una buona parte delle innumerevoli problematiche che affliggono ormai da troppo tempo i nostri concittadini.
Il Consiglio tornerà a riunirsi martedì prossimo, 12 giugno alle ore 18. All'ordine del giorno soprattutto la nomina dei presidenti delle commissioni consiliari. Infine, entro la prossima settimana il sindaco Marco Zambuto ha già annunciato che presenterà la giunta e proporrà al Consiglio il suo programma amministrativo. Per il tramite del Consiglio Comunale alla città